gli scrittori di Udine. Au gringos! Udine è patria di numerosi scrittori. Impossibile citarli tutti, ma forse questi sono i principali. Pierluigi Capello fu un poeta italiano classe 67. Fu uno dei migliori scrittori friulani. Si distinse producendo un alto numero di componimenti in lingua friulana, entrando a pieno titolo nella letteratura dialettale. Vinse molti premi, come il premio Via Reggio Rapaci nel 2010 per la poesia, con il libro Mandate a dire all'imperatore. Oltretutto, Pierluigi Capello svolse un'intensa attività culturale, sia nelle scuole che nelle università. Carlo Sgorlone è stato uno dei più grandi scrittori friulani. Un narratore di storie reali in un mondo fantastico, il tutto condito con elementi storici e magici che inseriva nella realtà quotidiana. Un poeta e scrittore friulano che sapeva dosare sapientemente storia e ambiente. Leonardo Vanier è stato un poeta friulano, sindacalista. Inizia a lavorare in Marocco per poi trasferirsi in Svizzera. Fa parte delle Colonie Libere Italiane, un'organizzazione antifascista. Si distingue per l'intelligenza e le capacità organizzative. Leonardo Vanier è stato un poeta in dialetto friulano, autore di saggi e racconti.